Sono stati 351 i tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento nella giornata di ieri, secondo l'ultimo bollettino pervenutoci. Nessun nuovo contagio fortunatamente è stato riscontrato. Restano sempre 125 i contagi nella nostra provincia. I soggetti guariti vanno a 96, 2 in più rispetto all'ultima rilevazione fatta. Scendono a 5 quelli ricoverati negli ospedali siciliani di Caltanissetta, Palermo e Partinico e vanno a 10 quelli posti in quarantena. Aumentano di una unità le persone guarite a Palma di Montechiaro, portandosi a 8, mentre a Realmonte risulta un nuovo caso di guarigione. Fermi sempre a 13 soggetti deceduti in provincia. In Sicilia i tamponi eseguiti sono stati 1433 e solo 7 risultano positivi, mentre i contagiati scendono a 3395, meno 7. I ricoveri vanno a 150, meno 8, in terapia intensiva 13 stabili. In isolamento domiciliare più 23, si portano a 1589, in aumento i decessi fermi sempre per fortuna a 267. I dati diffusi nelle province danno in aumento di contagio la provincia di Siracusa che sale a 33, mentre Palermo registra 6 nuovi casi e si porta a 366. Le altre province come Trapani sono stabili, pure Caltanissetta 50 casi, Messina 299, Ragusa ferma a 29. Mentre Agrigento è in calo di 5 unità e si porta a 44 casi, Enna di 16 e si porta a 67, Catania meno 4 e va a 634. Intanto anche la Protezione Civile regionale invia i suoi report relativi ai dispositivi e ai materiali distribuiti presso le unità pubbliche, forze armate, uffici, sindacati. Le mascherine chirurgiche distribuite sono stati 7.767.000, le mascherine FFP2 e P3N95 1.165.000, guanti 3.800.000, occhiali e visiere 52.981, le apparecchiature sanitarie 60.369, i tamponi e i kit diagnostici 373.400, l'abbigliamento sanitario 1.331.570. I dati si riferiscono dal 1 marzo al 17 maggio.